Eccoci qua amici, quarto capitolo dedicato ai genitori a pesca. Abbiamo parlato di attrezzatura, abbiamo parlato di nodi base, abbiamo visto come preparare la nostra canna fissa per andare a pescare, ma adesso parleremo degli inneschi, di cosa utilizzare per andare a pescare. In commercio, come potete vedere alle mie spalle, e ringrazio ancora una volta il negozio Self Service Tutto Pesca di Carasco, esiste di tutto e di più ormai, tra pasture, pastoni pronti, paste, adesso ve ne faccio vedere un paio, ne potete trovare veramente di ogni tipo e di ogni gusto. Qua stiamo parlando di gusto formaggio, poi c'è un gusto gambero, veramente ormai per chi è nato come me un po' di anni fa dove non esisteva niente, ormai in commercio c'è qualsiasi cosa uno possa desiderare e anche di più. Quindi ormai il mercato è saturo di articoli già pronti, ma facciamo un passo indietro. La bellezza della pesca e anche quella del genitore è trasmettere qualcosa, insegnare qualcosa e passare del tempo con i nostri bambini. E non c'è niente di meglio di insegnare ai nostri bambini come prepararsi il pane, la pastura direttamente a casa, magari passando del tempo insieme. Io ad esempio ho dei bellissimi ricordi che mi porto ancora dentro adesso di quello che mi ha insegnato mio padre quando ero piccolo, e saranno ricordi che resteranno per sempre ai vostri figli. Quindi in questa seconda parte di video, vi farò rivedere un video che avevo già fatto dove vi farò vedere come preparare il pane a casa. E ricordatevi bene che la cosa importante è passare del tempo ai vostri figli. Non sarà importante la cosa costosa o la cosa già pronta all'uso. Apprezzate anche quei momenti che sembreranno praticamente inutili, una perdita di tempo, come preparare del pane, preparare della pastura insieme ai vostri figli a casa, perché sarà quel tempo che comunque rimarrà al loro interno come un ricordo. Quindi in questa seconda parte di video vi riproporrò un video che avevo già fatto su come preparare il pane direttamente a casa vostra. Mi raccomando, cercate il più possibile di passare il tempo con i vostri figli e insegnare qualcosa che gli rimanga per sempre, perché saranno ricordi unici che avranno solamente con voi genitori. Allora, tanto per iniziare, essenziale è avere in casa del pane. Basterà quello che vi avanza a tavola o che avete conservato secco. Siccome del pane utilizzeremo solo la mollica, per abitudine preparo un secchio dove mettere il pane che utilizzo per pasturare, generalmente le croste. Ma parliamo degli ingredienti principali: mollica di pane, formaggio grattato e pane grattato. Passiamo ora alla preparazione. Inumidiamo bene il nostro pane secco. Una volta strizzato aggiungiamo il formaggio e il pane grattato fino a portarlo nuovamente ad uno stato solido. Non abbiate fretta durante questa fase, cercate con le mani di capire il punto di consistenza raggiunto.
Infine, ultima strizzata per eliminare l'acqua in eccesso e il nostro pane per procurarci l'esca viva è pronto. 5 minuti e il gioco è fatto.